Una stagione turistica invernale che sta per finire sull'altopiano, un inverno questo che verrà ricordato per i cieli azzurri, un clima dolce, ma soprattutto per la poca neve che ha lasciato spazio a un manto erboso quasi primaverile. La situazione turistica invernale ad Asiago e più in generale nell'altopiano dei 7 comuni è una situazione caratterizzata dalla totale assenza di manto nevoso. Questo ovviamente ha creato alcuni problemi per quanto riguarda la continuità delle prenotazioni delle settimane bianche, anche se la neve caduta a dicembre ha consentito l'apertura degli impianti sciistici fino a questo momento, mettendo in luce anche la capacità organizzativa dei gestori delle nostre ski area. Lavoro di squadra, questo è il motto per un inverno turistico che a tratti profuma d'estate. Un plauso ancora più particolare va al Centro Fondo Asiago, che ha saputo realizzare un circuito di 30 km ancora attivo e offrire al nostro ospite l'opportunità di vivere la nostra montagna anche attraverso lo sci da fondo. Un clima però che ha messo in difficoltà soprattutto il sistema alberghiero. Le prenotazioni, come dicevo, sono ovviamente fortemente penalizzate da questa situazione legata alla stabilità del tempo, del meteo. Attendiamo nei prossimi giorni un po' di neve per continuare a allungare un po' quella che sarà una stagione turistica che ci proietterà poi nella primavera-estate, aspettando ovviamente l'uscita da quello che è il problema principale per il turismo, ovvero la pandemia.